Buongiorno care persone all'ascolto, un saluto da Un sorriso in più Allus, io sono Paolo e per la rubrica Un viaggio nell'arte oggi vorrei raccontarvi di un quadro che si chiama Un dopo pranzo o Il pergolato, come è stato soprannominato nel corso del tempo, di un pittore che nacque vicino a Forlì Cesena nel 1820 circa e ebbe uno straordinario successo all'interno del gruppo cosiddetto dei macchiaioli, ossia Silvestro Lega. Silvestro Lega nacque, abbiamo detto, all'incirca nel 1820. Lui era figlio della seconda moglie del padre. La prima moglie aveva donato ben 9 figli al marito, dopodiché era venuta a mancare. Quindi la donna che faceva da governante nella casa, successivamente si è sposata e da questa unione è nato Silvestro Lega, che andò a scuola dai gesuiti. Non gli piaceva in realtà tanto questa tipologia di insegnamento. Lui fin da subito manifestò una certa passione per l'arte che lo porterà a trasferirsi dalla provincia di Forlì Cesena fino a Firenze. A Firenze frequenterà nella sua adolescenza l'Accademia di Belle Arti con degli stili che ancora nel 1800 erano molto rigorosi, tant'è vero che nonostante un bellissimo percorso accademico deciderà di uscire dall'Accademia, di prendere delle lezioni da dei pittori che al tempo venivano definiti puristi perché rappresentavano la realtà così com'era, e questa impostazione lui la trascinerà nel corso della vita. Il quadro di cui oggi vi vorrei parlare, ossia Il pergolato, come è stato definito, rappresenta infatti una scena di vita quotidiana, una scena tipicamente italiana, ossia quella di prendere il caffè dopo pranzo. Infatti vediamo questa governante che trasporta un bricco di caffè e abbiamo delle figure femminili che sotto questo pergolato chiacchierano amabilmente. Quindi è una scena molto tranquilla, molto reale. Noi possiamo notare dal grano nello sfondo, il nostro occhio è naturalmente portato a vedere sulla sinistra che si tratta di un periodo estivo. Possiamo notare dalle ombre che la luce proviene nel quadro dalla parte destra e crea delle ombre scontrandosi con gli alberi, e possiamo vedere come ci sia una pavimentazione con delle leggere erbette che danno un colore al quadro nel complesso. È classicamente una scena di campagna che però, se noi la vediamo bene, potremmo dire, nonostante gli abiti un po' diversi dai nostri, che poteva benissimo svolgersi anche la scorsa estate. Assolutamente è un quadro molto attuale, è un quadro molto luminoso, e questa luminosità è derivante dal uso sapiente del colore. Vediamo infatti come i colori siano dei colori assolutamente brillanti, ma non in maniera eccessiva. Sono dei colori che trasmettono luminosità, tranquillità, che trasmettono quel senso di pace e di realtà che Silvestro Lega voleva comunicare allo spettatore, e per questo lui nel gruppo, abbiamo detto, dei macchiaioli è uno degli artisti più apprezzati. Mentre i macchiaioli infatti avevano certe tendenze anche a rappresentare eventi un po' più cupi, lui invece è molto apprezzato perché trasmette serenità. E alla prossima volta, spero che questo video vi sia piaciuto.